dedicata all'H giapponese. Grazie appunto all'organizzazione dell'Istituto Veneto per i Beni Culturali, insieme appunto al museo, abbiamo potuto realizzare insomma questo progetto che meditavamo da tempo e che è stato possibile appunto grazie al contributo della Regione Veneto, ma soprattutto in specifico per questo convegno grazie al contributo della Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura. A questo sostegno si sono aggiunti anche gli aiuti di Passarella Restauri, che ringrazio soprattutto per le traduzioni, di Toshiba International Foundation e di Roll & Yo di Kyoto. La giornata di oggi naturalmente vede protagonisti i maggiori esperti del settore e le ricerche che si stanno conducendo anche a livello scientifico proprio sugli aspetti chimico-fisici che riguardano questo materiale così prezioso e appunto che qui in Europa insomma è ancora in fase di studio e appunto soprattutto in vista della sua conservazione. Lascio la parola al direttore della direzione regionale, anzi no, scusatemi, questa giornata ha il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano e della Japan Foundation e quindi è un grande onore per me leggere innanzitutto i saluti del Console Generale del Giappone Kobayashi Toshiaki. Sono Kobayashi Toshiaki, Console Generale del Giappone a Milano. Purtroppo oggi non posso essere presente a Venezia per concomitanti impegni precedentemente assunti, ma sono molto lieto di inviare il mio saluto. Innanzitutto porgo i miei ringraziamenti al direttore della Direzione Regionale Musei Nazionali Veneto, dottor Daniele Ferrara, e alla direttrice del Museo d'Arte Orientale di Venezia, dottoressa Marta Boscolo Marchi, per il gradito invito che hanno voluto rivolgermi. Venezia ha intrattenuto sin dai tempi antichi legami con l'Oriente. Per il Giappone e i giapponesi rappresenta da sempre una città di grande importanza e rilevanza. Il primo consolato generale in Italia è stato istituito a Venezia. Inoltre è sempre a Venezia che sono stati avviati l'insegnamento della lingua giapponese e gli studi sul Giappone in Italia. Il rapporto tra il Giappone e Venezia è davvero speciale. Seppur con sincero rammarico non ho potuto recarmi a Venezia quest'oggi, ho accolto con vivido entusiasmo la notizia della realizzazione di questa giornata di studi dedicata alla lacca giapponese, Urushi. Il Consolato Generale del Giappone a Milano ha concesso con stima il patrocinio per questa iniziativa. La lacca giapponese rappresenta una tra le forme d'arte tradizionali più antiche del Giappone. Si tratta di una lacca nota per la brillantezza e l'eleganza che dona agli oggetti su cui viene applicata. Tanta lucentezza richiede tecniche di preparazione, di applicazione e tempistiche minuziose e definite. Mi sarebbe piaciuto molto ascoltare le spiegazioni di professori ed esperti in merito alla lacca Urushi, anche perché il direttore Ferrara e la direttrice Boscolo mi avevano anticipato di questo progetto durante la mia visita al museo l'anno scorso. Sono profondamente orgoglioso di apprendere che questa forma d'arte giapponese sia oggetto di studio e di tanto interesse in Italia. Desidero complimentarmi con gli organizzatori e con coloro che prenderanno la parola nel corso della mattinata per l'impegno profuso nella preparazione del simposio odierno che avvicina e approfondisce la reciproca conoscenza tra Giappone e Italia attraverso l'arte. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Adesso lascio la parola al direttore Daniele Ferrara. Grazie Marta e un saluto
Allora un ringraziamento innanzitutto alla collega Marta Boscolo Marchi, direttrice di questo museo, perché è apprezzabilissimo, costante anche, no, questa congiunzione, no, tra ricerca storica, critica e restauro. È un'iniziativa questa di cui ha sentito la necessità Marta Boscolo, appunto nasce dal campo, come dire, perché saprete appunto questo corso, anche una delle sue finalità è quella di incentivare la conoscenza, la tecnica di intervento appunto su questi materiali, su queste opere, e qui ringrazio appunto per il suo contributo il maestro Kiyokawa Hiroki per aver accolto questo nostro invito come docente, e quindi poter contare appunto su più restauratori in grado appunto di intervenire su un patrimonio che comunque nei secoli si è, come dire, stratificato anche in diverse sedi museali italiane, pubbliche e private, specifiche appunto sull'arte asiatica, ma anche quando non dedicate, diciamo, all'arte asiatica, esiste appunto un patrimonio collezionistico appunto di opere provenienti da quell'ambito geografico, e appunto opere eseguite sull'arte. Quindi ecco, questa stretta connessione fra le discipline restauro e storia dell'arte, che devo dire, cioè, siamo un po' abituati a vedere divaricate, cioè il restauro lo vediamo come occasione di comunicazione appunto sul patrimonio, e poco, come dire, strettamente connesso anche alla ricerca storica. Quindi l'arte asiatica, diciamo, in questo caso ci viene appunto a ricordare che sono come dire, due ambiti complementari, strettamente connessi fra loro. Qui bastava sentirlo adesso dal semplice messaggio del console giapponese, come appunto la lacca, no? Già la scelta del materiale, della tecnica, no? Abbia in sé, no? Un qualcosa, come dire, di sacro, di religioso, no? di filosofico. Ma questo insomma non è che da noi fosse diverso, diciamo così, no? Nell'arte antica, ad esempio, o anche nell'arte contemporanea, nella scelta del materiale, no? Quindi, come dire, qui possiamo anche utilizzare e reinterpretare anche le teorie, insomma, del restauro di Brandi, no? E le troviamo appunto coerenti, no? Sul fatto appunto che l'arte, l'opera, il suo contesto nasce già dalla scelta appunto dei materiali, e tutto ciò che appunto di culturale, spirituale, filosofico appunto contempla dal punto di vista delle scelte di questi materiali. Ecco, questo quindi è un'occasione importante, è importante perché appunto a fronte, ripeto, di questa divaricazione che vediamo. E poi ecco, si inserisce, la vede inserirsi appunto in una linea di studi appunto che la collega, diciamo, sviluppa in questo senso appunto oramai da tempo, diciamo. Quindi, ecco, non saremmo appunto riusciti se non vi fosse stata anche la collaborazione con l'Istituto Veneto Beni Culturali. Qui ringrazio l'architetto Lorenzo Lavagnanna per la lunga collaborazione, devo dire innescata anche grazie alla collega che ci ha consentito anche in momenti, come dire, complicati, no? di sviluppare delle attività, diciamo così, nelle nostre sedi museali. E poi la Regione Veneto appunto che ha intelligentemente, no? sostenuto questo corso, facendolo rientrare appunto nell'ambito, diciamo, dei programmi di formazione dell'Istituto Veneto che noi come direzione regionale musei volentieri abbracciamo.
E vedo che l'incontro, il corso e questo incontro sono di altissimo livello, appunto, per tutti voi che partecipate, appunto, so che siete tutti professionisti appunto del restauro, e quindi ecco, questo ci fa, come dire, ci fa onore, insomma, scusateci, insomma, siamo un po', ecco, molto soddisfatti appunto dell'esito di questa iniziativa e dei risultati che poi delle nuove informazioni che oggi scaturiranno da questo incontro. Grazie. Passo la parola all'architetto Lorenzo Ravagnan, direttore e presidente dell'Istituto Veneto per i Beni Culturali, che ha reso possibile appunto non solo questo evento ma anche il corso che avete capito è stato organizzato nei 10 giorni precedenti. Lo ringrazio veramente dal profondo insieme a tutto il suo staff, in particolare Luna Tonella, che è veramente stata il braccio operativo di questa operazione. Prego, architetto. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Sono davvero felice di darvi il benvenuto a questo importante incontro dedicato allo studio e alla conservazione delle gatte giapponesi. L'evento di oggi è anzitutto il risultato di una consolidata collaborazione tra l'Istituto Veneto per i Beni Culturali e la Direzione Regionale Musei Nazionali del Veneto. Fin dal 2016, infatti, i due enti cooperano in convenzione in modo proficuo e sinergico. La Direzione Regionale dei Musei sostiene la scuola offrendo spazi educativi e opere d'arte che arricchiscono la formazione dei nostri studenti. Al contempo, l'Istituto partecipa attivamente alla conservazione e manutenzione di importanti opere custodite nei luoghi di cultura del polo, come il prestigioso museo orientale in cui oggi ci troviamo. Questo scambio di competenze e risorse rafforza il legame tra le nostre istituzioni e contribuisce alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Desidero esprimere dunque la mia gratitudine al direttore Daniele Cadara per la collaborazione preziosa e alla direttrice del museo, la dottoressa Marta Bosco-Marchi, per la costante disponibilità mostrata in questi anni, oltre che per l'accoglienza ricevuta oggi. Questo seminario chiude il primo corso di specializzazione sul restauro della latta, tenuto dal maestro Hiroki Yokawa, è finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo della Regione Veneto, e qui ringrazio vivamente. Siamo davvero orgogliosi di aver ospitato presso la nostra sede questo ciclo di lezioni inerenti a un'arte così preziosa per la sua bellezza e unicità. Ringrazio in cuore tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento, le relatrici, i relatori, per la disponibilità ad essere qui presenti oggi. Irene Carlino, indispensabile aiuto nelle varie fasi di progettazione e realizzazione del corso e tutti i nostri sponsor. In particolare poi il maestro Yokawa. Proprio qui, un anno fa, è avvenuto il primo incontro tra me e il maestro Yokawa. Un incontro fortunato che ha ispirato l'idea del corso di specializzazione e questo importante convegno conclusivo. L'unità di intenti e la volontà di preservare non solo l'oggetto materiale, ma soprattutto di conservare e tramandare le tecniche tradizionali di intervento, sono stati gli elementi trainanti per dar vita a questo progetto. Ci auguriamo che queste conoscenze diventino strumenti di comprensione e arricchimento per i nostri tecnici e restauratori nei loro prossimi interventi. Sono certo che le discussioni e le attività di oggi non solo arricchiranno il nostro bagaglio di conoscenze, ma ispireranno nuove idee e soluzioni per le sfide future. Vi auguro una mattinata proficua e stimolante, ricca di scambi culturali e di nuove scoperte. Grazie ancora.